ti piangi e così pinna, c'è qualchiana soprantinna che ove si va giù. C'è chi sbatte per il mutuo, chi sorpassa fa cornuto, c'è chi è ricco e minuto. C'è chi va dallo psicologo, Ah sì? così penti e si fa monaco. Con protesta fa benzina, c'è così ratta carina, c'è chi è sempre in mezzo ai guai. Tutti insieme! A me, Vai! un nemico mi sciglica. A mia, mi rilassa la musica. Dici un proverbio a cotte e faruffa, E poi? ci vanno mensu che non ci cuppa e canto la mia. Un nemico mi sciglica. A gentilossa s'arrosica, sogno tranquillo e faccio una bella vita, sdraiato soli come una zazzamita e canto a mia, dove mi piove mi scivola, rai ra, rai ra, ra ra. C'è un spara e poi si spara, così rompi masciddara e chi incrocca per lo stress. C'è quel tingubi che brilla, c'è invece ciaudicchio chi si pettina col flex. C'è chi fa sesso acrobatico E poi che fa? e poi va dall'ortopedico. Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Così tu fai la sapparca, che il telefonino spacca perché lei non lava più. Ma tanto a mia, tutti! A mia, Vai! un nemico mi scitica, leggero, scolazzo come una follina, di mano nei sacchetti sempre leggi, mi sdraio soli e mi ammoppo mezzo chilo di sveglia mia. Tutti insieme! Un nemico Vai! mi scitica, Perché porta bene, vai! il vento sopra il grano mi dondola e sta pezzita di cocco poi mi lascia. Ma che me ne frega a me? Soffro da nicchia e canto tanto poi mi Tutti! passa via. Vai! Dai, la ra 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 ra. La ra. Dai, ra 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 ra. La vita basta un amico e una chitarra. Il signor Litterio Scalisi! Grazie. Venga qui, Grazie. venga qui. Si goda l'applauso, Grazie. Perché lo ripeto Grazie. ancora una volta, anche per ringraziare tutti i suoi colleghi. È vero che ad insieme arrivano fior di artisti e per questo ringrazio ancora la Tolomeo Spettacoli e ringrazio i tanti cantanti, i tanti attori nazionali e internazionali che scommettono su Insieme anche per promozionare i loro prodotti, i loro dischi, i loro film, i loro libri, però questi comici, questi attori di casa nostra, diciamolo francamente, arrivano più facilmente da voi, è vero o no? Non devono neanche bussare, entrano dalla porta principale, il signor Enrico Guarneri Litterio, vai, Merci. eccolo. Grazie. Allora, Signor Rosa. sì, intanto come sta, Come sta? Sto bene, Perché non ci signora. vediamo televisivamente parlando da qualche mese. Sì, da abbiamo qualche girato mese, anche per il era mondo. il mese di giugno. È stato in Australia Poi con siamo me. stati in Australia, abbiamo Eh. visto i canguri. Sì, vero. Creature, quando camminano, quando non saltano, fanno pena. Perché? Quindi metti nicchi davanti, non possono... Ma il canguro è fatto così È da, fatto da per sempre. saltare, è fatto C'ha per questa saltare. coda enorme sulla quale si appoggia. Lei Sì, ha visto sì. che il canguro si appoggia sulla Sì, coda perché sì. sta comodo. È vero, si appoggia sopra la coda, non è che ha coda e basta, ci fa da cavallito. No, da cavallito. Non sto scherzando, perché Cioè, non potessi stare. Intanto c'avi i piedi di dietro che pare che hai i pinne. Sì, perché sono molto grandi e sono Lunghi, molto larghi, lunghi, sì, è e vero. poi si appoggia sulla coda. È vero, e quando lui ha visto il canguro appoggiato sulla coda si è messo a ridere, si è si è divertito. fatto sta E poi una fotografia. cosa che devo dirvi è che lui non parla molto bene l'inglese,
anzi diciamo che non lo parla proprio, e per tutti i 10-12 giorni che siamo stati in Australia ha parlato assolutamente in catanese e si è fatto capire. Però mi capivo, Sì. mi capivo. A un certo punto c'era un autista di un taxi, lui era indiano, era piuttosto arrabbiato, infatti poi ha fatto la cresta sul prezzo, insomma ci ha fatto anche un po' arrabbiare, ma noi lo abbiamo subito affrontato con E sicurezza. ci disse, Gioia, ma posso settare a casa? Esatto, così. E quello gli ha detto yes. Yes. E lui si è seduto. Quindi il signor Litterio Scalissi lo capiscono in tutto il mondo. Non c'è problema. Tutti. Ma giuro, c'era questo signore che era proprio arrabbiatissimo. Vabbè, poi ne parleremo. Allora, signor La Rosa, vedo che è molto agitato lei. No, intanto ci devo dire che siamo un poco preoccupati al paese. Perché? Perché per due motivi, perché siccome intanto ci sono picche soldi. Piccasoldi ce n'è dappertutto, I comuni purtroppo. hanno sempre meno soldi È vero. e a me mi viene una pensata. Ah, sì? Siccome stanno facendo un cimitero nuovo, io ci disse, scusate, col cimitero nuovo. Col cimitero, Sì. scusate, stavano cominciando a fare i muri, ma sti muri, muri di cemento, dubbi tanti, auti 5 metri, ma sti gran muri, ma perché ce l'ha da fare? Dice, ma come senza muri, ma perché ce l'ha da fare? Perché? Scusa, chi dica su dentro sicuramente non può non escere. Chi dica su fuori non può non trasere. Scusa, risparmiamoceli questi soldi. Ma io ancora che risparmiamoceli. Ma che c'è? Il muro di cinta si fa comunque. Ma perché Lo così capisco, alto, così lo capisco grosso? che le persone che sono defunte non possono più uscire e nessuno di noi vuole entrarci, però il ho muro capito. di cinta ci vuole. E poi siamo preoccupati perché hanno fatto una chiesa nuova al paese, la chiesa della Madonna Segreta. La Madonna segreta, Segreta. non la conosco, ma insomma. Madonna, sarà- mi sa che la cercavo questa chiesa. Cosa per un donne? La Madonna segreta, ovviamente. Ecco, Sì, c'è un segreta, signore però- che voleva fare partire l'applauso, forse Io per, non lo- per compassione. Però la sì. troveremo perché il paese è nico. Sì. E poi, signor La Rosa, se mi permette, è un momento questo veramente importante. Ma certo, è la prima puntata. Mi scusi, signor La Rosa, Sì. se sono un poco così in pieno orgasmo dell'eccitazione. Che veramente mi... Senta, ho capito che si può anche dire, ma non è Che il caso fra di dei dirlo. quali per quello che c'ho io... Fra dei quali che vuol dire? Fra dei quali per quello che mi perdoni, che sono un poco emozionato, Sì. che mi batte il cuore. Oh Madonna, stai morendo, non mi batte il cuore. Il cuore è di ecco, qua. vai. Se lei lo cerca qui non lo può trovare mai, esatto. Signor Il Rosa- cuore è centro-sinistra, non c'entra la politica, il centro-destra, non c'entra, è da questa Ho parte. capito, signor Sì, Rosa, sì. ci devo chiedere una cortesia, un favore, è una cosa di niente, che è una cosa che appena No, c'è. guarda. Lei si metterà a ridere. Lei lo sa che io la voglio così bene che insomma Si metterà a ridere, signor qualunque Rosa. favore mi chiede lei. Finalmente va su un terra un vecchio lordo che è tutto pulito, non si può Quindi fare non questa cosa cerchi ancora. posti Ancora è sporchi. pulito perché è la prima puntata. È la prima puntata, sì. Signor La Rosa, Sì. udite, udite, udite. Bene, udite. Signori tutti presenti, è una sciocchezza che ci devo domandare una La cortesia. dica, non mi faccia stare così. Siccome stiamo facendo, la sto facendo io a Paesi, la prima televisione del mio paese, Ah, sì? che si chiamerà Telepaesi. Ma che bello, applauso Telepaesi. allora, applauso. Sì. Io di questo sono... E ci dovevo chiedere una cortesia a No, questo guardi, io proposito. sono veramente contento, tanto che le chiedo quando comincerete le trasmissioni. Eccolo là, eccolo, a più presto, perché c'è un qualche piccolo problema. Ah, sì? Che Perché c'è qualche piccolo problema che io ho comprato tutte cose. Ah, sì, ha comprato tutte Cattai cose. telecamere, allora, ho comprato 2 telecamere. 2 telecamere, Ho beh. comprato 4 microfoni. Sì. Ho comprato i cavetti, Sì, i sì, spini, sì. i presi, Sì. c'ho tutto, Sì, tutto. Però, siccome c'è questa peluria di locali o C'è, paesi, scusi? c'è questa mancanza peluria di locali. No. No, come no? Sì, una peluria di locale o paese. Come No. C'è! C'è questa penuria di locali, no peluria, quella è un'altra cosa, Questa- peluria. Ah, quello è... Lupilocco, questa penuria di locali, vuol dire questa mancanza di locali. non sappiamo di dove trasmettere. Ho capito. Non lo sappiamo. Allora, io prima avevo trovato un locale che praticamente è a Mannera. Dove, a scusi? Mannera. A Mannera di Melobè. Come si chiama, scusi? Melobè. Melobè? C'avevi pecore. E quindi? Il soprannome è Bè. Ah, e quindi si chiama Melobè. Melobè. Vabbè, d'accordo, io Però, che ormai la conosco di dentro e di fuori, ogni tanto arranco. però, signor La Rosa, lei capisce? Ma non può fare una televisione dentro una stalla, Ma mi perdoni, no, con è tutto il grande, rispetto. no, è uno stollone, è grande. Sì. Però il problema è, a parte come caccendera, Sì, tutto va questo, bene, va ma bene. quello non è neanche un problema. Il problema Sì. è che la sera si ritirano i pecore. Certo. La trasmissione non la dobbiamo fare di sera, la possiamo fare la trasmissione che i pecore, che i cristiani ci parla l'intervallo. No, Dice, no, ma no, come no, c'è no. sempre l'intervallo, tutto sempre secco con Altrimenti non l'intervallo. vi seguono più.
pensano sempre all'intervallo e non vi seguono più. E allora, signora Rosa, sì. al cospetto di questo meraviglioso pubblico, Straordinario? al cospetto di questa straordinaria cantante, di questo maestro, io stai più simpatico di chi, no? No, non è vero. Quello era antipatico. Ma quando mai? Il signor Tonna non era antipatico? Questo No, è simpatico. no. E allora No, chi? Guido Cannizzo. Ah, lei ce l'ha col maestro del festival. no? Melazzo. Arezzo. Arezzo. Ma che pagliazzo, questo Arezzo? Quello era antipatico. Non è Questo vero, era forse più arcigno, ma era bravissimo. Anche lui, questo è simpatico. Questo è un bel ragazzo, Sì, una cantante. sì. E di questa meravigliosa creatura. Sì? Ma non ne trova lei? Ma come dove le trovo? Ma Dove le seleziona lei? sono professioniste che fanno questo mestiere e noi le portiamo in trasmissione. Ma belle! Belle. Belle! Non so se è anche brava, com'è brava? Credo proprio di sì, adesso poi lo scopriremo strada facendo, ma credo che sia brava. Lo sì. scopriremo, noi siccome è bella ci abbattiamo sempre in mano, magari che gli da Va sbaglia, bene, che fa d'accordo. papera, Sulla che fa- fiducia, va bene, sulla fiducia Diletta, va bene. Allora, Ce lo devo chiedere una cortesia, nella signora stalla Rosa. non si può fare, Non si può fare. che cortesia vuole? Sì. Signora Rosa, Sì. ci devo chiedere una cortesia dopo che ci ho parlato di Melo Beck. Sì. Lei è una sciocchezza, lei si farà una risata. Ho capito, allora scusi, ho capito, va bene, ho capito. Lei ha bisogno di soldi, qua ci sono 50 euro. No, veramente no. Comunque, visto che ormai ce l'avevo in mano, le lascio perché possono sempre servire queste. No, io glieli ho dati per la televisione. No, non è per questo. Ah, non è signora allora Rosa. non ha bisogno di soldi? No, quelli sempre. Sempre, quelli va sempre. bene, sì. Ho comprato tutto, Sì. 16 kg di cambiale ormai. 16 kg di cambiale. 16 kg di cambiale. Sì. A proposito di firma, Sì. il suo nome, La Rosa, La Rosa, sì, così mi chiamo, lo sanno tutti. è lì, apostolo, H, A, No, scusi, apostolo, H, ma che è San A. Giovanni, San Marco, chi è? L'apostolo che si mette Ma sopra. che c'è dell'apostolo? L'apostrofo. No, L, apostrofo, H, A e poi Rosa oppure L, apostrofo, H, A, Rosa, tutta una... No, è facile, LA attaccato, la e poi staccato rosa. Senza H e senza apostrofo. Senza H e senza apostrofo. Che sbagliai la firma, guarda cosa Scusi, che ha detto? Scusi, non ho sentito No, che ha niente, detto. niente. Non ho sentito che ha detto. No, stavo ho pensando- sentito, ho sbagliato cosa? Ho sbagliato. Cosa ha sbagliato? Cioè, che siccome ci voglio fare l'invito quando c'è l'inaugurazione della televisione. allora ha sbagliato a scrivere il nome. Lo voglio scrivere No, correttamente. no, lo deve scrivere la rosa, separato, Scrive sì, la- staccato. La rossa, cacca. Che c'è? No, niente. Signora Rosa, Sì, mi ce lo chiedo, ma ora ci facciamo tutta una risata. Ma sì, Se per favore lei mi può prestare questo palcoscenico per quando io faccio i collegamenti con Telepaesi. Questo palcoscenico è occupato, scusi, questo palcoscenico è mio. Lei quando lo deve utilizzare? Dal lunedì al giovedì. Ma scusi, giusto dal lunedì al giovedì. E da che ora a che Dalle ora? 9 all'11:15. Ma ci siamo noi, non è possibile. Vabbè, noi siamo amici, lo Ma dice che sempre vuol dire? lei, signora Ma scusi, io come lascio questo pubblico senza insieme? Qui c'è Ma insieme. No, a me mi basta un angolino, guarda, se viene tutto il paese mi bastano i primi due fili, che è tutto il paese qua. Mi basta un angolino. Guardi, le sto dicendo assolutamente no, non posso lasciare il mio pubblico, qui c'è insieme all'ABC, non può essere. No, ma lei così butta sulla strada 200 padri di famiglia, 200 lavoratori. Ma perché tutto il paese lavora con lei? No, a questo momento siamo due, io e mio cugino Alfio. Però ci ingrandiremo, assumeremo, faremo cose. Guardi, io sono per il lavoro per tutti, ma qui non la posso accontentare. No, non è Signora possibile. Rosa, la prego. Non è possibile. Signora Rosa, mi metto in ginocchio, come ce lo devo dire? Guardi, non insista perché non è possibile. Ah, non insisto perché non è No. possibile. Il suo, lei c'ha il teatro A, B, C, ma a C, ma volevo dare sulla Ma mia che C. c'entra? Ah, non è che non le voglio dare la C. un pezzettino. Ma va, venga qui, venga Un qui. pezzettino me lo vuole dare, per favore. Senta, non mi faccia passare per cattivo. Non faccia il cattivo davanti Ma se dal al nostro lunedì al pubblico. giovedì ci siamo noi con insieme, io non le posso dare nulla di questo Ma lei mi dà un teatro. pezzettino, un angolino, mi ritaglio uno spazio. La prego, non insista. Ah, non insisto? No. Ma lei che si crede di essere, eh? Lei cosa crede di essere Pippo Baudo? Cosa crede di essere Rocco e i suoi fratelli? Cosa crede di essere il Pachino Batterini a parte seconda? Cosa crede di essere lei? Senta, insomma, la vuole finire con queste corbellerie, basta. Ah, basta, va bene. Va bene, avete visto come cangia la faccia? Avete visto che mi casca di sorte? Sì. Che Non li- Si è confuso di fronte a 50 euro. Va bene, signora Guardi, Rosa. la prego veramente. Guardi che io ricorrerò al tollo, signora A che Rosa. cosa? Lei non sa chi sono io. No, io lo so, Litterio Scalisi. Ah, già, è vero, sa. Guardi, signora Rosa, che io mi spezzo ma non mi piego. No, guardi, il motto dice un'altra cosa. Io mi piego ma non mi spezzo. Guardi, con un motto non parla. Va bene. Sanno che lei c'ha un motto che parla. Io non ne ho molti che parlano, però si dice così.
Va bene. Senta, la vuole finire con queste Io corbellerie? ti ho chiesto una Basta. cortesia a lei. Con queste scempiaggini la finisca, la prego. Va bene. A chi si rivolge lei? Io mi rivolgerò al tollo. Lei, signora Rossa, questa Senta, guardi, io forse ho capito a chi si rivolgerà lei. Che? Io, signora Rossa, se mi mette a piangere, moduna, No. io mi ammazzo. Boom! Mi ferisco gravemente con la prognosi riservata. Boom, dai. Mi ferisco senza prognosi. No. Non muzzuca la lingua. Ma la vuole finire di insistere? Ma che cosa devo fare? Va bene, ho capito, va bene. Va bene, hai visto? Hai visto? Tu che impressione avevi di questo uomo? Hai visto che... Va bene, ricorrerò al tollo, basta. Senta, Io me ne andrò in alto, signora Rossa. io ho capito cosa lei vuole Io dire. non mi fermo. No, lei vuole dire che ricorrerà al TAR, No, al Tribunale tollo, al Amministrativo Regionale. No, poi. al tollo. Che cos'è? www.tolomeo.com. Ricorrerà al Tolomeo, Sì. al tollo. Io dico, Lei ma cos'è vedrà, il signora toll? Rossa. Lei vedrà. Allora me ne posso andare? Se ne può andare per ora. Scusate questo momento di sfogo. Va- Lei sentirà parlare di me. Sentirà bene. parlare di me. D'accordo. Ve lo lascio, ve lo lascio. Il signor toglietelo. Litterio Scalisi. Ve lo lascio. Che c'è? Ve lo faccio vedere io. Dov'è? Che c'è? Che c'è? Dove sta andando? Ma dove sta andando? Signor... Vabbè, insomma, fategli un applauso. Così, è impazzito. Vabbè. Vuole fare la televisione, hai capito, Diletta? Vuole fare la televisione, si è messo in testa di fare la televisione. Ma fateli sapere da parte mia che anche secondo me lui è bellissimo, diteglielo. Ah sì? Sì, perché Eh. ha fatto il complimento. Signor Litterio Scalisi, per me è bellissimo lei. C'è il signor Litterio ancora in collegamento? Signor Litterio? Mi sente Tornerà. ancora? Sì, tornerà. Si è perso nei meandri. Va bene, d'accordo, facciamogli un applauso. Il signor Litterio Scalisi. Allora, ci siamo. Vedremo se questa televisione partirà o meno. Io ho dei dubbi molto seri su quello che lui ha appena detto. Invece non ho dubbi sull'ospite. Che sì. C'è un signore su qua. No, per favore, non è possibile. Ragazzi, io devo fare la trasmissione. Voi... Dov'è? L'ha visto signor Tolomeo? Dov'è? Impazzito. Signortolomeo.com. L'ha trovato. Ci posso baciare la mano? Ma che mi bacia la mano? Non te la voglio baciare. Ma non c'è bisogno di baciare la In mano. segno del grande rispetto che ho nei suoi confronti. Se Vabbè, mi baci la mano. Vabbè, lasciamo vedere. Senta, signor Tolomeo. Mi dica che c'è Litterio. Io ho un problema perché è importante, è giusto che lei conosce le persone. Io siccome devo fare, non so se lei l'ha saputo già questa notizia che sta girando il mondo, che devo aprire un paese, telepaese, una televisione, non disprezzando la presente, che sarà il fiore all'occhiello. Bene. E ci avevo domandato al signor La Rosa se per cortesia mi dava uno spazio. Mi ha detto no, se ne vada, non dica coppellerie, mi ha detto. Ma è incredibile. Ha capito che è incredibile. Io non ci posso credere. Io mi stava dando i pugnandati. È E impossibile intanto l'ha fatto. che lei ha fatto una richiesta del genere. Noi non è che ci possiamo dare il teatro ABC, sempre per fare insieme. Ma allora è tutta una congiura contro di me, magari lei è d'accordo qui, no? Ma non sono d'accordo con nessuno, ma ci sono cose che si possono fare e cose che non si possono fare. Ah sì, allora vi mettete 2 contro 1, anzi 3, perché lei fa per 2, tutte contro di me vi mettete. Ma nessuno è contro di lei, Litterio. Non alzi la voce con Ma me. chi sta alzando? Lei la deve voce? stare calmo. lei Ma deve io stare- sono calmo, Litterio. Va bene. A chi si vuole rivolgere per questa Sentirete cosa? parlare di me, mi rivolgerò in alto, in alto, in alto, in alto. Dopo di me, solo lassù si può rivolgere. A Pacetello. Ma quale E padre lì mi eterno? rivolgo. Neanche manco al padre eterno. A si può- Berlusconi. mi rivolgo. Berlusconi non è il padre eterno. Sì, mandò un documento, ci aveva scritto ci fece mettere io, nato a Betlemme, residente a Nazareth. Vedrà, vedrà. Ha sempre da ridire lei, sempre da ridere, signor Lettieri. Comunque non è possibile, non è Guardi, possibile. la saluto. Un attimo che ho al telefono, chi è? Pippo, ti ho detto che non ti faccio presentare più niente, neanche la dichiarazione dei redditi. Peppo Baudo. Che così ci parla Pippo Paolo. Va bene, sentirete parlare di me. C'è permesso? Non lo voglio neanche Vada. Arrivederci. Arrivederla. Pronto? Arrivederci. Sì. Aspetta un attimo che mi dai una marolina, Sarbo. Mettetela sopra che pigliamo sta misura. Un poco più in qua? Esatto. Scusa, lo mette un dito così lei. Io non capisco se si non è venuto. Un po' più alto, così. Allora, Sarbo, qua siamo 2,90 m.
2,90 m. Ma 2,90 m? 2,90 m e dopo quant'era? Di più? Signor Lasciaci Lettieri. lavorare, ragazzino. Ma quale ragazzino, lasciaci lavorare? Io ho 47 anni, quale ragazzino? Magari Ma fossi 1,40 m, ragazzino. questo lo puoi Senta, segnare pure. che sta facendo? Oh! Guardi, io ero andato a cercarla, giustamente il regista ha mandato la pubblicità, non l'ho trovata da nessuna parte e la ritrovo sul palcoscenico che prende le misure con questo signore che non conosco nemmeno. Scusi, Salvo, lei chi è? Salvo, questo palcoscenico la va a No, calare di 50 scusi, Salvo centimetri. io sono Salvo. Oh, Ma che oh santi Dio di amore, benedetto cuore di Gesù, io che t'amo sempre più. Ma che sta facendo le preghiere? Ma che leggessi c'è? questa lettera, vedesse di cui ha firma. Ma come legga questa lettera e vede di chi è la firma? Scusi. Questi scaloni sono troppo assai, Salvo. Questi segretini sono troppi. Queste, No. a fare tutto il doppio facendo. Signor Littero, lei mi ha Tutto il fatto doppio di questo. pedata. Lei mi ha fatto questo. Qua c'è a fare bello Lei si è muro. fatto fare una lettera addirittura dal mio dirigente superiore. Leggevo di cui ha firma. L'ho letto di chi è la firma, è del mio Sono editore, direttore. autorizzato? Ma certo che è autorizzato. Salvo, lei- qua ci facciamo Scusi, un muro, perché un Ma maestro, lei- un maestro lo stiamo da banna, a cantante la portiamo a banna. senta, Tutto ma che... alto così che deve arrivare fino a scusi, qua. ma Va io bene? divento pazzo. Natale Zennaro, ma tu non ne sapevi nulla. Senta, lei si è fatto fare una lettera di autorizzazione dal mio direttore editore. Leggevo qui ha firma. L'ho letta di chi è la firma. Posso? Ma lei non ha coscienza. La mia coscienza è pulitissima, No, lei- perché non l'ho mai usata. No, lei si deve passare una mano sulla coscienza. È pulita la mia coscienza, è senza ingegnata, nuova. Senta, va bene che lei ha una firma autorevole di fronte alla quale io mi devo tirare indietro, però mi perdoni, i permessi... Queste cose fanno schifo, Ma che fanno schifo? La nostra scenografia è Qua ci bellissima. mettiamo un bello filo zingato da fino a qua Ma e per ci fare che mettiamo cosa? tutte cose come quelle, tutte cose belle che poi quando finiamo la televisione si apre e si chiude. ma La siete- Margherita che fa un spogliarello, Ma quale ce lo spogliarello? facciamo fare dietro questa tenda tutta così, va bene? E vedete se fa tutto il spogliarello che Ma si lei vede. cosa sta scrivendo? Lascia stare, quello è uno che è pagato profumatamente da sottoscritto. E quanto lo paga? Lo so io quando lo pago, non certo quando mi pagate voi altro, è da miseria di 41 euro al mese. Ma se non mi ha portato a 42 euro, Va bene, faccio tremare tutto Ci cosa, faccio tremare qua. possiamo pensare. Senta, Sì. guardi, vabbè, lei mi ha portato la lettera di fronte alla quale io faccio un passo indietro, le faccio un'ultima domanda e poi faccia quello che vuole, ma lei i permessi ce li ha? Non ci provi con me, signora Perché? Rosa, non cerchi di mettermi il bastone fra le rotule, non ci provi. I Io- permessi ce l'ho, secondo lei ero così cretino che aprivo una televisione senza permessi. Ah, ce l'hai, Ce l'ho, meno la prima cosa che ho chiesto sono stati i permessi, cioè il permesso di mia moglie. Ce l'ho No, ma detto e mi ha scusi, detto sì. Va bene che per Avanti. un uomo il permesso della moglie è Sia importante, ma non tranquillo, basta. sia che tranquillo. c'è? Sì, Allora. sì, scusate. Buonasera. Ma perché io mi a sono parlare messo- qui, devo parlare qui, io ho da lavorare qua. Scusi, Se signor- signor scale ci signora luamo meglio, Errore, se sì. scale ci luamo, tagliamo qua così. Scusate, Ci tagliamo qua. signor Litterio Scalisi, Presente. c'è posta per lei. Ha visto? Che? Maria De Filippi Ma che che mi scrive c'entra che Maria mi De vogliono Filippi? ospite da una trasmissione nazionale. Ma Maria De Filippi è una grande, ma non c'entra. Maria De Filippi. No, no. De Filippi, Maria De No, Filippi. Vito De Filippo, Vito. Vabbè che io parlo un poco così, ma femmina è. No, Vito De Filippi. Vito Maria De Filippi, Ida, la moglie di Maurizio Costanzo Show. No, qua è Vito De Filippo del Tribunale di Catania, c'è un'ingiunzione per lei, per l'acquisto di telecamere e microfoni, che lei non ha mai pagato. Non mi mento, non portiamo queste parole avanti, mai pagato, che lasciate a pagare, è un'altra cosa. E che differenza c'è, mi scusi? Mai pagati significa che uno non l'ha pagato e non c'è intenzione di pagarli. Io invece non li ho pagati, ma l'intenzione di pagarli c'è, l'intenzione c'è. E perché non paga, scusi? Perché momentaneamente mi trovo senza soldi dalla nascita. e che vuol Ma ora dire? appena mi ricopiglio vedrà che... Ma scusi, ma lei i soldi se li ha fatti prestare, che vuol dire, no? Ma mi scusi. Certo, mi dice prestare la finanziaria. La finanziaria mi prestavi i soldi. Perché non li paga, mi scusi? Perché tu se io ti prestare 1000, che se mi scrivevano per 2 anni, mi arrivavano sempre, fate prestare 10.000 euro, fate prestare 10.000 euro, fate prestare 10.000 euro. Comunque, mi hanno convinto e mi fece guardi, prestare. a me non interessa, mi deve mettere una firma qua che c'è l'ingiunzione. Ma io soldi non ho, io non posso pagare niente. Come non può pagare? Non scusi? hai i soldi io. Ma che vuol dire non le ha? Prima se le ha fatti prestare i soldi? Sì, 10.000. Che ne ha fatti? Mi mangiai chi femmine, va bene? Ma che significa? Perché mi piacciono i Vabbè, femmine. comunque, a me non interessa, guarda. Mi metto una firma qua, mi metto una firmettina qua che io me ne vado. Io guarda. non firmo, io non faccio fermare, che firmo io? Come non sa fermare? Ma lei mi viene qua a rompere l'uovo nel paniere. Io avevo un pannaro d'uovo, io non mi sta rubando tutto. Senta, lei a me non mi interessa niente, mi deve mettere una firma qua e io me ne vado.
Mi metta una Io firma. non firmo, io non faccio firmare. io. Come non sa firmare? Non faccio firmare. Perché lei a scuola non ci ha dato? Sì, vogliono che la maestra spiegava la firma, io non c'era che era malato, va bene? Ma che Avete significa? donzelle. Ma che significa? Io non so, Scusi, non so dove aveva ma finire. lei, se non sa firmare, le cambiali, come le firma? Che cosa? Non ho capito, come? Scusi, lei le cambiali come le firma? Come? A nome del signor La Rosa! Sicuro sanno tutti! Ma che significa? Ah, comunque a me non interessa, mi metto una A nome firma. mio. Senti, guarda, la prego, non insiste. Come? Facciamo una cosa, sa portarsi a casa questa. Ora lei mi sta disturbando, sa portarsi a casa, parole mie d'onore, che vengo a casa sua e me la vengo a ritirare. Allora me ne vado. Se ne può andare tranquillo. Viene lei. Vengo io a casa sua, se ne può Vabbè, andare. arrivederci. Oh, se ne va. Scusi. Scusi, che c'è? Se ne vuole ir lei. Ma lei a casa mia come viene? Come vieni? Con l'autobus. No, dico, lei come viene? Come... Con l'autobus funzionano ancora. Non ha capito, lei- Fanno 100.000 euro di debito omisse, però funziona. Ma che significa? Ma come che funziona? Voglio sapere, non ha capito, lei non ha capito. Dico, voglio sapere lei a casa mia, come lo sa dove è casa mia? L'indirizzo, come lo sa? Io c'ho il navigatore, mi metto a spinotto e c'ho il navigatore. Sì, ma c'è il navigatore, ma se non sa l'indirizzo come mi trova? Ci metto postino stronzo e mi portano del Ma come si permette? Come mi permetto? Ma come si permette? No, non vuole dare coppa? Guarda, per cortesia. Non vuole dare coppa? Ma che dici? Mi dassi coppa, che vado nei carabinieri. Non vuole dare un colpo di casco, guarda, mi sta minacciando con casco. Ma io non ho Mi fatto sta minacciando niente. col casco. Non ho fatto Io niente. vado nei carabinieri, ci posso passare i guai a lei. Ma io non sto facendo niente, senta, lei mi deve mettere una firma. Le sto dicendo, sa portarsi a casa che poi me lo vengo a prendere io. Mi venga incontro. Io a lei ci venisse incontro con un camion quando lei è a piedi. Ma lei sta continuando. Ma lei mi insulta. Ma io non lei. Che cosa vuole fare? Guardi che lei non si deve permettere, io sono un pubblico ufficiale, lo sa? Io ero amico suo una volta, guardi che E questa è una significa? potenza, no picchietto. Guardi, io me ne vado, ma io non la mollo. Se ne vada. Questa cosa non finisce Se ne qua, vada. continua. Io la rovino. Ma che sta Io dicendo? la rovino. Ma la si Io la rovino. Ma guarda, io vaffanculo! Va bene, va. Oh! Signor Litterio, ma lei è impazzito Adesso non stasera. funziona, questa cosa funziona. Stagione Sanno nuova, che misure- Litterio furioso, ma che vuol dire? Scusi. I misure ti pigliaste tutti? Sì. Benissimo, facciamo a fare sto muro, non lo Ma scordare. che devi fare, Il il muro? ferrafalato deve essere alto 4 metri, il ferrafalato, e ci mettiamo queste cose. Va bene, tutto a posto, te ne puoi andare. Grazie Sarbo, grazie. Vabbè, facciamo un Grazie. applauso a Salvo. Ha finito? Scusi, ha finito? Ho finito. Ma che intenzioni ha, mi perdoni? Signora Rosa, lei ha visto? Io ho carta bianca. Ho visto che ha carta bianca. Lei ha visto che ho carta bianca, sì. per ora solo ammonito lei. Sì, Non mi disturba perché lo espello. vabbè. Ci mise all'attenzione del dottor Sarbo. Sì, lo so, La Rosa. la firma è importantissima, è il nostro direttore editore che non pensavo potesse darle neanche udienza. Lei vuole fare Telepaesi? Devo fare Telepaesi qua Vabbè. e partirò dalla prossima puntata. Vabbè, d'accordo, il signor Litterio Scalisi. Intanto Grazie. si accomodi, venga qui, stia calmo accanto a me. Sì. Senta, signor Litterio, io però poi vedrò quello che succederà la prossima volta con la sua televisione. Solo una notizia, visto che ci rivediamo dopo tanto tempo, poi vedremo che lei avrà una scenetta per il nostro pubblico. Sì. Vorrei sapere in quest'estate lei cosa ha fatto, ci sono stati particolari movimenti, ha fatto qualcosa di speciale? No, ho scritto delle poesie. To. Tocchi. Ho scritto. To. Scritto. No. Ho scritto Ho scritto. delle poesie, sì. Piano piano, io Rosa. Sì, Che piano, roba certo. si fabbricava tutta una volta. Certo. Piano piano. Ho scritto delle belle poesie. Sì. Che quando prima, se lei mi darà il permesso, io ci avrò il piacere Ma come no? e l'onore di recitarci. Quindi lei vorrà fare dei momenti, un momento onirico? Che? Onirico? Che vuol dire onirico? Onirico? No, Enighi? no, onirico, un momento poetico, lirico. Ah, sì, Va- momento va- poetico. Va bene? Questo me lo dirà lei quando io Sì. avrò questa fortuna di recitare. Poi abbiamo lavorato. Sì. Abbiamo lavorato. Siamo stati in Australia. È vero, sì. Puttana da No, miseria. perché? Che c'entra? È stato un momento bellissimo, Ma una in grande Australia esperienza. non ci può andare. Ma signor. perché? 18 ore assettato. Di più. 18 ore fermo. Anche 22, guardi, lei è 18 ore è contro i diritti umani, signora Rosa, è di Amnesty International. Mi unghia i piedi tanti.
Cioè le scarpe si slacciarono perché i piedi tanto unchiano che slacciare le scarpe. È vero, è vero. È vero. 22 ore di aereo più anche delle pause, insomma, delle E poi soste. ti fanno sempre mangiare. È vero, sì. E per farti distrarre. Sì? C'è il mappamondo con l'aereo dove tu sei, che Sì, è disegnato. è vero. E tu ti vedi un film che dura 2 ore e mezzo, finisce un film, isolotto, ma l'aereo ancora da siamo sempre sopra il Perché c'è la rotta che viene indicata appunto dal computer. È lontanissimo. È lontanissimo. Vabbè, e poi sua moglie, sua figlia, tutto bene? Sì, tutto a posto. Tutto Ci sono a posto. novità che... No, novità nessuna. Ora abbiamo festeggiato. Che cosa? Abbiamo commemorato il nostro matrimonio. Come? No. Si commemorano i morti, no, si festeggia il matrimonio, si festeggia, Che si festeggia? Io mi sono sposato il 2 di novembre, scusi. Io a posto non mi ritaglio il 2 di Ah, novembre. sì? E vai al cimitero e faccio un viaggio di servizio. Ho capito. Ah, quindi lei va al cimitero per ricordare quanto è successo. Va bene, comunque insomma questa televisione la vuole fare oppure no? È pronta. Pronta. C'ho la valletta, c'ho i cavalletti, c'ho i telecamere, tutto cose c'ho. Va bene. Ora abbiamo anche il palcoscenico. Ma lei la vuole settimana- fare proprio qui? certo. E io quando c'è lei dove me ne vado? Ma lei sta con me, c'è Ah, sì? bisogno. Allora, lei stava prendendo troppo alta la cosa, troppo difficile. Vabbè, la ringrazio. Stiamo insieme, Ho tutte e capito. due. Vabbè, vedremo quello che farà la prossima volta. Intanto lo riaccogliamo in famiglia. Il signor Enrico Corneli Litterio, grazie. Allora...